Hello, everybody. Good morning, good afternoon, world. Today, Italo Calvino, another legend of Italian literature. Mm. I've chosen this one because it's unusual, and when you start reading it, you got confused. You wonder what's going on. This is a book or is a review? A discussion, about the book, a reference, whatever. So, Italo Calvino, Se una notte d'inverno un viaggiatore, a Daniele Ponchiroli. We start with a few lines just to introduce what's going on. Se una notte d'inverno un viaggiatore è un romanzo di Italo Calvino pubblicato nel 1979. In esso Calvino narra la storia di un lettore che nel tentativo di leggere un romanzo, intitolato appunto Se una notte d'inverno un viaggiatore, è per ragioni sempre differenti costretto a interrompere la lettura del libro. Il romanzo è sostanzialmente un gioco in cui Calvino ostenta in modo quasi provocatorio i suoi trucchi di narratore. I just selected these few lines to give a taste, to understand a bit of what's going on when you start reading. I think it's better I read from 3, 2, 1. Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino. Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto. I love this. La porta è meglio chiuderla. Di là c'è sempre la televisione accesa. My problem here is the noise. It's very noisy here where I live here. It's terrible. La porta è meglio chiuderla. Di là c'è sempre la televisione accesa. Dillo subito agli altri. No, non voglio vedere la televisione. Alza la voce, se no non ti sentono. Sto leggendo. Non voglio essere disturbato. Forse non ti hanno sentito con tutto quel chiasso. Dillo più forte, grida. Sto cominciando a leggere il nuovo romanzo di Italo Calvino. O se non vuoi non dirlo, speriamo che ti lasciano in pace. Prendi la posizione più comoda, seduto, sdraiato, raggomitolato, coricato. Coricato sulla schiena, su un fianco, sulla pancia, in poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo, sulla sedia a sdraio, sul puff, sull'amaca, se hai un'amaca. Sul letto naturalmente o dentro il letto. Puoi anche metterti a testa in giù in posizione yoga. Col libro capovolto si capisce. Beautiful. Certo, la posizione ideale per leggere non si riesce a trovarla. Una volta si leggeva in piedi di fronte a un leggio, che bella questa frase. Si era abituati a stare fermi in piedi. Ci si riposava così quando si era stanchi di andare a cavallo. A cavallo nessuno ha mai pensato di leggere, eppure ora l'idea di leggere stando in arcioni, il libro posato sulla criniera del cavallo, magari appeso alle orecchie del cavallo con un finimento speciale, ti sembra attraente. Coi piedi nelle staffe si dovrebbe stare molto comodi per leggere. Tenere i piedi sollevati è la prima condizione per godere della lettura. Bene, cosa aspetti?
Guys, in brief, because I totally understand that for non-Italian readers, if you start reading this, you start wondering, what is that? What's going on? Uh, uh, he's just very ironically and hilariously advising the readers, an hypothetical reader, all the possible positions ever with what you can read his book. Even and he recalled that long time ago, reading is just the most allowed standing, okay, on a stand and with the book on the stand, and also so he keep ironicizing, he keep the irony, saying that you may even read this book riding a horse, you know. So it sounds very weird if you are not Italian. That's why it's better I specify at least this one. Bene, cosa aspetti? Distendi le gambe, allunga pure i piedi su un cuscino, su due cuscini, sui braccioli del divano, sugli orecchioni della poltrona, sul tavolino da tè, sulla scrivania, sul pianoforte, sul mappamondo. Togliti le scarpe prima. Se vuoi tenere i piedi sollevati, se no rimettitele. Adesso non restare lì con le scarpe in una mano e il libro nell'altra. Regola la luce in modo che non ti stanchi la vista. Fallo adesso, perché appena sarai sprofondato nella lettura, non ci sarà più verso di smuoverti. Fai in modo che la pagina non resti in ombra, un addensarsi di lettere nere su sfondo grigio, uniformi come un branco di topi, ma sta attento che non le batta addosso una luce troppo forte e non si rifletta sul bianco crudele della carta, rosicchiando le ombre dei caratteri come in un mezzogiorno del sud. Cerca di prevedere ora tutto ciò che può evitarti di interrompere la lettura. Le sigarette a portata di mano, se fumi, il postacenere. Che c'è ancora? Devi fare pipì? Bene, saprai tu. Non che ti aspetti qualcosa di particolare da questo libro in particolare. Sei uno che per principio non si aspetta più niente di niente. Ci sono tanti più giovani di te o meno giovani che vivono in attesa di esperienze straordinarie. Dai libri, dalle persone, dai viaggi, dagli avvenimenti, da quello che il domani tiene in serbo. Tu no. Tu sai che il meglio che ci si può aspettare è di evitare il peggio. Questa è la conclusione a cui sei arrivato nella vita personale come nelle questioni generali e addirittura mondiali. E quei libri? Ecco, proprio perché lo hai escluso in ogni altro campo, credi che sia giusto concederti ancora questo piacere giovanile dell'aspettativa in un settore ben circoscritto come quello dei libri, dove può andarti male o andarti bene, ma il rischio della delusione non è grave. Dunque, hai visto su un giornale che è uscito? Se una notte d'inverno un viaggiatore, nuovo libro di Italo Calvino, che non se ne pubblicava da vari anni. Sei passato in libreria e hai comprato il volume, hai fatto bene. Già nella vetrina della libreria hai individuato la copertina col titolo che cercavi. Seguendo questa traccia visiva ti sei fatto largo nel negozio attraverso il fitto sbarramento dei libri. Nice one this. Che non hai letto, che ti guardavano accigliati dai banchi e dagli scaffali cercando di intimidirti. Ma tu sai che non devi lasciarti mettere in soggezione, che tra loro si estendono per ettari ed ettari i libri che puoi fare a meno di leggere. I libri fatti per altri usi che la lettura,
i libri già letti senza nemmeno bisogno di aprirli, in quanto appartenenti alla categoria del già letto prima ancora d'essere stato scritto. E così superi la prima cinta dei baluardi e ti piomba addosso la fanteria dei libri, che se tu avessi più vite da vivere, certamente anche questi li leggeresti volentieri, ma purtroppo i giorni che hai da vivere sono quelli che sono. Con rapida mossa li scavalchi e ti porti in mezzo alle falangi dei libri che hai intenzione di leggere, ma prima ne dovresti leggere degli altri. Dei libri troppo cari che potresti aspettare a comprarli quando saranno rivenduti a metà prezzo. Dei libri idem come sopra quando verranno ristampati nei tascabili. Dei libri che potresti domandare a qualcuno se te li presta. Dei libri che tutti hanno letto dunque è quasi come se li avessi letti anche tu. I'm lost. Con la prima comprati che ho preso da qualcuno se ti resta. Sventando questi assalti, ti porti sotto le torri del fortilizio. Guys, I want to say, this is an amazing tongue twister. You know, as what is called the tongue twister, and because and he teaches you how to use the breath, how to control the breath, especially with the diaphragm. You know, same for singers. You know, um, and that is quite challenging because it teaches you how to challenge, how to fight this kind of impossible reading. But it's super fun. You know, it's really, really super fun. Of course, it's clear or obvious that this book is on his own league. You know, the way how it's written, and so, but this kind of this particular writing has a lot of positive sides for those who want really learn how to read Italian. Me included. It's not easy for me, guys. You know, especially that is the first time I'm reading this book. You know. Sventando questi assalti, oh, I forgot another thing. Besides this, it's quite difficult to me. Do not laugh because it's really hilarious. You know, it's really hilarious. That is a fantastic irony. Sventando questi assalti, ti porti sotto le torri del fortilizio, dove fanno resistenza i libri che da tanto tempo hai in programma di leggere. I libri che da anni cercavi senza trovarli. I libri che riguardano qualcosa di cui ti occupi in questo momento. I libri che vuoi avere per tenerli a portata di mano in ogni evenienza. I libri che potresti mettere da parte per leggerli magari quest'estate. I libri che ti mancano per affiancarli ad altri libri nel tuo scaffale. I libri che ti ispirano una curiosità improvvisa, frenetica e non chiaramente giustificabile. I love this. Ecco che ti è stato possibile ridurre il numero illimitato di forze in campo a un insieme, certo molto grande, ma comunque calcolabile in un numero finito. Anche se questo relativo sollievo ti viene insidiato dalle imboscate dei libri letti tanto tempo fa che sarebbe ora di rileggerli, e dei libri che hai sempre fatto finta di averli letti mentre sarebbe ora ti decidessi a leggerli davvero. Ti liberi con rapidi zigzag e penetri d'un balzo nella cittadella delle novità, il cui autore o argomento ti attrae. Anche all'interno di questa roccaforte puoi praticare delle brecce tra le schiere dei difensori,
dividendole in novità d'autori o argomenti non nuovi per te o in assoluto, e novità d'autori o argomenti completamente sconosciuti, almeno a te, e definire l'attrattiva che esse esercitano su di te in base ai tuoi desideri e bisogni di nuovo e di non nuovo, del nuovo che cerchi nel non nuovo e del non nuovo che cerchi nel nuovo. To be clear. Tutto questo per dire che percorsi rapidamente con lo sguardo i titoli dei volumi esposti nella libreria, hai diretto i tuoi passi verso una pila di Se una notte d'inverno un viaggiatore freschi di stampa, ne hai ferrato una copia e l'hai portata alla cassa perché venisse stabilito il tuo diritto di proprietà su di essa. Hai gettato ancora un'occhiata smarrita ai libri intorno, o meglio, erano i libri che ti guardavano con l'aria smarrita dei cani che dalle gabbie del canile municipale vedono un loro ex compagno allontanarsi al guinzaglio del padrone venuto a riscattarlo. E sei uscito. È uno speciale piacere che ti dà il libro appena pubblicato. Non è solo un libro che porti con te, ma la sua novità, che potrebbe essere anche solo quella dell'oggetto uscito ora dalla fabbrica, la bellezza dell'asino di cui anche i libri si adornano, che dura finché la copertina non comincia a ingiallire. Un melo di smog a depositarsi sul taglio, il dorso a sdrucirsi agli angoli, nel rapido autunno delle biblioteche. Amazing! I love this, rapido autunno delle biblioteche. Beautiful. No, tu speri sempre di imbatterti nella novità vera, che essendo stata novità una volta continui a esserlo per sempre. Avendo letto il libro appena uscito, ti approprierai di questa novità dal primo istante, senza dover poi inseguirla, rincorrerla. Sarà questa la volta buona? Non si sa mai. Vediamo come comincia. Forse è già in libreria che hai cominciato a sfogliare il libro, o non hai potuto perché era avviluppato nel suo bozzolo di cellofan? Ora sei in autobus, in piedi tra la gente, appeso per un braccio a una maniglia, e cominci a svolgere il pacchetto con la mano libera, con gesti un po' da scimmia. Una scimmia che vuole sbucciare una banana e nello stesso tempo tenersi aggrappata al ramo. Fantastic description. Guarda che stai dando gomitate ai vicini, chiedi scusa almeno. O forse il libraio non ha impacchettato il volume, te l'ha dato in un sacchetto. Questo semplifica le cose. Sei al volante della tua macchina, fermo a un semaforo, tiri fuori il libro dal sacchetto, strappi l'involucro trasparente, ti metti a leggere le prime righe. Ti piove addosso una tempesta di strombetti. C'è il verde, stai ostruendo il traffico. Sei al tuo tavolo di lavoro, tieni il libro posato come per caso tra le carte d'ufficio. A un certo momento sposti un dossier e ti trovi il libro sotto gli occhi. Lo apri con aria distratta, appoggi i gomiti sul tavolo, appoggi le tempie alle mani piegate a pugno. Sembra che tu sia concentrato nell'esame di una pratica e invece stai esplorando le prime pagine del romanzo. A poco adagi la schiena contro la spalliera, sollevi il libro all'altezza del naso, inclini la sedia in equilibrio sulle gambe posteriori, yes. Apri un cassetto laterale della scrivania per posarci i piedi, yes. La posizione dei piedi durante la lettura è della massima importanza. Allunghi le gambe sul piano del tavolo, sopra le pratiche inevase. He knows what he's saying. You know what? He can see millions of readers doing this, you know. Ma non ti sembra una mancanza di rispetto? Di rispetto si intende non verso il tuo lavoro, nessuno pretende di giudicare il tuo rendimento professionale,
Ammettiamo che le tue mansioni siano regolarmente inserite nel sistema delle attività improduttive che occupa tanta parte dell'economia nazionale e mondiale, ma verso il libro. Peggio ancora, se invece tu appartieni per forza o per amore al numero di quelli per i quali lavorare vuol dire lavorare sul serio, compiere intenzionalmente o senza farlo apposta qualcosa di necessario o almeno di non inutile per gli altri, oltre che per sé. Allora il libro che ti sei portato dietro sul luogo di lavoro, come una specie di amuleto o talismano, ti espone a tentazioni intermittenti. È il Facebook, it's the Facebook of today, no? You know. Pochi secondi per volta sottratti all'oggetto principale della tua attenzione, sia esso un perforatore di schede elettroniche, i fornelli di una cucina, le leve di comando di un bulldozer, un paziente steso con le budella all'aria sul tavolo operatorio. Wow, what a list! Insomma, è preferibile tu tenga a freno l'impazienza e aspetti ad aprire il libro quando sei a casa. Ora sì, sei nella tua stanza, tranquillo, apri il libro alla prima pagina, no, all'ultima, per prima cosa, vuoi vedere quanto è lungo. Typical, very typical. Non è troppo lungo, per fortuna. I romanzi lunghi scritti oggi forse sono un controsenso. La dimensione del tempo è andata in frantumi. Beautiful. Non possiamo vivere o pensare se non spezzoni di tempo che si allontanano ognuno lungo una sua traiettoria e subito spariscono. La continuità del tempo possiamo ritrovarla solo nei romanzi di quell'epoca in cui il tempo non appariva più come fermo e non ancora come esploso. Un'epoca che è durata su per giù 100 anni e poi basta. May I say that with this last sentence, he literally describe the difference, on the real literature era and nowadays. Fantastic. Rigiri il libro tra le mani, scorri le frasi del retrocopertina, del risvolto, frasi generiche che non dicono molto. Meglio così. Non c'è un discorso che pretenda di sovrapporsi indiscretamente al discorso che il libro dovrà comunicare lui direttamente. Nice this rhyme. A ciò che dovrai tu spremere dal libro, poco o tanto che sia. Certo, anche questo girare intorno al libro, leggerci intorno prima di leggerci dentro, fa parte del piacere del libro nuovo, ma come tutti i piaceri preliminari ha una sua durata ottimale. Se si vuole che serva a spingere verso il piacere più consistente della consumazione dell'atto, cioè della lettura del libro. I'm not expecting that. I'm not expecting coming this this sexual comparison. Ecco dunque, ora sei pronto ad attaccare le prime righe della prima pagina. Ti prepari a riconoscere l'inconfondibile accento dell'autore. No, non lo riconosci affatto. Ma a pensarci bene, chi ha mai detto che quest'autore ha un accento inconfondibile? Anzi, si sa che è un autore che cambia molto da libro a libro. E proprio in questi cambiamenti si riconosce che è lui. Qui però sembra che non c'entri proprio niente con tutto il resto che ha scritto, almeno a quanto tu ricordi. È una delusione? Vediamo. Magari in principio provi un po' di disorientamento, come quando ti si presenta una persona che dal nome tu identificavi con una certa faccia e cerchi di far collimare i lineamenti che vedi con quelli che ricordi, e non va. Ma poi prosegui e ti accorgi che il libro si fa leggere comunque. Yes, indipendentemente da quel che ti aspettavi dall'autore.
È il libro in sé che ti incuriosisce, anzi, a pensarci bene, preferisci che sia così. Trovarti di fronte a qualcosa che ancora non sai bene così. He's making irony in the irony. He's doubling the sense of humor and irony in this in what he's saying now. Il romanzo Se una notte di Merno un viaggiatore. Il romanzo comincia in una stazione ferroviaria. Spuffa una locomotiva. Uno sfiatare di stantuffo copre l'apertura del capitolo. Una nuvola di fumo nasconde parte del primo capoverso. Amazing this one. It is just in writing is making the book the chapter in three-dimensional. It's like it's giving you this scene appearing at your eyes on the book. That is quite amazing. I'm feeling it, this smoke coming out from the script, from the page. C'è qualcuno che sta guardando attraverso i vetri appannati. Apre la porta a vetri del bar, tutto è nebbioso, anche dentro, come visto da occhi di miope, oppure occhi irritati da granelli di carbone. Sono le pagine del libro a essere appannate come i vetri di un vecchio treno. È sulle frasi che si posa la nuvola di fumo. È una sera piovosa. L'uomo entra nel bar, si sbottona il soprabito umido. Una nuvola di vapore l'avvolge. Un fischio parte lungo i binari, a perdita d'occhio lucidi di pioggia. Un fischio come di locomotiva e un getto di vapore si levano dalla macchina del caffè, che il vecchio barista mette sotto pressione come lanciasse un segnale. O almeno così sembra dalla successione delle frasi del secondo capoverso, in cui i giocatori ai tavoli richiudono il ventaglio delle carte contro il petto e si voltano verso il nuovo venuto con una tripla torsione del collo. Suspicious of the new player on the table. Delle spalle e delle sedie, mentre gli avventori al banco sollevano le tazzine e soffiano sulla superficie del caffè a labbra e occhi socchiusi, o sorbono il colmo dei boccali di birra con un'attenzione esagerata a non farli traboccare. Il gatto inarca il dorso, la cassiera chiude il registratore di cassa che fa dling. Tutti questi segni convergono nell'informare che si tratta di una piccola stazione di provincia, dove chi arriva è subito notato. Le stazioni si somigliano tutte. Poco importa se le luci non riescono a rischiarare più in là del loro alone sbavato. Tanto questo è un ambiente che tu conosci a memoria, con l'odore di treno che resta anche dopo che tutti i treni sono partiti. L'odore speciale delle stazioni dopo che è partito l'ultimo treno. Le luci della stazione e le frasi che stai leggendo sembra abbiano il compito di dissolvere più che di indicare le cose affioranti da un velo di buio e di nebbia. Io sono sbarcato in questa stazione stasera per la prima volta in vita mia e già mi sembra di averci passato una vita, entrando e uscendo da questo bar, passando dall'odore della pensilina all'odore di segatura bagnata dei gabinetti, tutto mescolato in un unico odore che è quello dell'attesa. L'odore delle cabine telefoniche quando non resta che recuperare i gettoni perché il numero chiamato non dà segno di vita. Io sono l'uomo che va e viene tra il bar e la cabina telefonica, ossia quell'uomo che si chiama io e non sai altro di lui, così come questa stazione si chiama soltanto stazione. E al di fuori di essa non esiste altro che il segnale senza risposta di un telefono che suona in una stanza buia di una città lontana. Riattacco il ricevitore, attendo lo scroscio di ferraglia giù per la gola metallica
Ritorno a spingere la porta a vetri, a dirigermi verso le tazze ammucchiate ad asciugare in una nuvola di vapore. Le macchine espresso nei caffè delle stazioni ostentano una loro parentela con le locomotive. Sorry guys, applause. I love this. Beautiful. What a picture. Stupendous. I read again. Le macchine espresso nei caffè delle stazioni ostentano una loro parentela con le locomotive. Le macchine espresso di ieri e di oggi con le locomotive e locomotori di ieri e di oggi. Ho un bell'andare e venire, girare e dar volta. Sono preso in trappola, in quella trappola temporale che le stazioni tendono immancabilmente. Un pulviscolo di carbone ancora aleggia nell'aria delle stazioni dopo tanti anni, che le linee sono state tutte elettrificate. È un romanzo che par di treni e di stazioni non può non trasmettere questo odore di fumo. È già da un paio di pagine che stai andando avanti a leggere e sarebbe ora che ti si dicesse chiaramente se questa a cui io sono sceso da un treno in ritardo è una stazione di una volta o una stazione da adesso. Beautiful. Let you travel in time. Invece le frasi continuano a muoversi nell'indeterminato, nel grigio, in una specie di terra di nessuno, dell'esperienza ridotta al minimo comune denominatore. Sta attento. È certo un sistema per coinvolgerti a poco, of course, per catturarti nella vicenda senza che te ne renda conto, una trappola. O forse l'autore è ancora indeciso, come d'altronde anche tu lettore non sei ben sicuro di cosa ti farebbe più piacere leggere. Se l'arrivo a una vecchia stazione che ti dia il senso di un ritorno all'indietro, di una rioccupazione dei tempi e dei luoghi perduti, oppure un balenare di luci e di suoni che ti dia il senso d'essere vivo oggi, nel modo in cui oggi si crede faccia piacere essere vivo. Beautiful. Questo bar, o buffet della stazione, come viene pure chiamato, potrebbero essere stati i miei occhi, miopi o irritati, a vederlo sfocato e nebbioso, mentre invece non è escluso che sia saturo di luce irradiata da tubi colore del lampo e riflessa da specchi in modo da colmare tutti gli anditi e gli interstizi. E lo spazio senza ombre straripi di musica a tutto volume che esplode da un vibrante apparecchio uccidi silenzio e i biliardini e gli altri giochi elettrici simulanti corse ippiche e caccia all'uomo siano tutti in azione e ombre colorate nuotino nella trasparenza di un televisore e in quella di un acquario di pesci tropicali rallegrati da una corrente verticale di bollicine d'aria. E il mio braccio non regga una borsa a soffietto, gonfia e un po' logora, ma spinga una valigia quadrata di materia plastica rigida, munita di piccole ruote, manovrabile con un bastone metallico cromato e pieghevole. Tu, lettore, credevi che lì sotto la pensilina il mio sguardo si fosse appuntato sulle lancette traforate come alabarde di un rotondo orologio di vecchia stazione, nel vano sforzo di farle girare all'indietro, di percorrere a ritroso il cimitero delle ore passate, stese esanimi nel loro pantheon circolare. Beautiful. Ma chi ti dice che i numeri dell'orologio non s'affaccino da sportelli rettangolari e io veda ogni minuto cadermi addosso di scatto come la lama di una ghigliottina? Il risultato comunque non cambierebbe molto. Anche avanzando in un modo levigato e scorrevole, la mia mano contratta sul leggero timone della valigia a rotelle esprimerebbe pur sempre un rifiuto interiore.
come se quel disinvolto bagaglio costituisse per me un peso ingrato ed estenuante. Qualcosa mi deve essere andata per storto. Un disguido, un ritardo, una coincidenza perduta. Forse arrivando avrei dovuto trovare un contatto, probabilmente in relazione a questa valigia che sembra preoccuparmi tanto. Non è chiaro se per timore di perderla o perché non vedo l'ora di disfarmene. Quello che pare sicuro è che non è un bagaglio qualsiasi, da poterlo consegnare al deposito bagagli o far finta di dimenticarlo nella sala d'aspetto. È inutile che guardi l'orologio. Se qualcuno era venuto ad aspettarmi, ormai se n'è andato da un pezzo. È inutile che mi arrovelli nella smania di far girare all'indietro gli orologi e i calendari, sperando di ritornare al momento precedente, a quello in cui è successo qualcosa che non doveva succedere. Se in questa stazione dovevo incontrare qualcuno, che magari non aveva niente a che fare con questa stazione, ma solo doveva scendere da un treno e ripartire su un altro treno, così come avrei dovuto fare io, e uno dei due doveva consegnare qualcosa all'altro. Per esempio, io dovevo affidare all'altro questa valigia a rotelle che invece è rimasta a me e mi brucia le mani. Allora l'unica cosa da fare è cercare di ristabilire il contatto perduto. Guys, I stop here, to keep my videos in always in 30, 35, 25, minutes. Guys, I hope that I hope that my way of reading and interpret the cadenza, the rhythm of the writing, it got you enjoy, and because it's if you are if you are not really very very fluent in Italian, it's very difficult to understand, but it's absolutely amazing. It's amazing, really beautiful. That's why I've stopped several times to convey what about the meaning, what's going on, the atmosphere, the some hidden reference, that is beautiful, really beautiful, especially in this last part when it say you don't know if this train you are watching the clock in the station because you are waiting that is passing, stopping a train, bringing your memories from the past to the present, or vice versa. It's a kind, I think my personal thought that maybe is thinking to the nostalgia, of the memories, or the scare of that you are getting old, you are going to die soon. It's beautiful. I mean to say, it's a kind of writing that is bring your thinking, thinking on so many things, and get you to some thought, think, but what it means, it's very open. My impression, my feeling that reading this, every single line is opening a world of thinking, of impression, interpretation. That is beautiful, and of course, in many points, you can relay on. You can relate to so many happening in your life, on your beliefs. That's really beautiful. All right, guys, thank you very much, and see you next. Italo Calvino.